Amici di Gazzetta Regionale, è finita la semifinale qui al Campo Roma, ha trionfato la Vigor per Conte di Stefano Fabi. Mister, complimenti, oggi avete messo un cuore enorme, primo tempo secondo me molto organizzato, inizio di ripresa un po' più lenti, però poi alla fine vi siete scatenati. Che partita è stata? È stata una partita importante, sapevamo che venire qui contro una squadra così importante, ben preparata, allenata in maniera splendida da Mister Piga, sapevamo che dovevamo fare qualcosa di straordinario. Penso che oggi i ragazzi abbiano messo veramente tutto, abbiano dato tutto quello che avevano e si sono guadagnati questa finale di venerdì. 200 minuti giocati in 4 giorni, più tutte le assenze, siete venuti qui, il primo tempo avete fatto la partita, gli ultimi 20 minuti avete fatto la partita. Mister, con questo 2026 come si può definire? Dammi un aggettivo per definire questo 2026. Beh, fino a questo momento incompleto, diciamo così, incompleto, perché comunque manca ancora una partita e sarà una partita difficile, perché poi sappiamo tutti che quello che è stato fatto conta fino a un certo punto, ma poi conterà venerdì. In settimana ho sentito anche il Mister Piga, a cui faccio i complimenti, e lui mi ha detto che diciamo, queste assenze erano irrilevanti sotto un punto di vista, perché quando giochi in questi palcoscenici le motivazioni vengono da sé. Ha avuto ragione, insomma, i tuoi ragazzi hanno avuto tantissime motivazioni per proiettarsi in finale. Beh, lo sapevano, era una gara importante, ci tenevamo a fare bene tutti quanti, indipendentemente dalle assenze, però penso che oggi abbiano dimostrato di avere qualcosina in più. Mister, complimenti, ci vediamo venerdì. Grazie, a venerdì.